Ma cosa parla questi due qua? Ah, parla di pesca. Ma cosa dici sta roba? Gudo terror. Cosa sei? Oh, quando io ero giovane tutti lavorare in miniera, altro che ciccole, ciaccole, gudo di qua, gudo di là, andare tutti a lavorare, italiani! Eccoci qua, bentornati per la seconda parte del nostro viaggio sull'isola di Carso in Croazia. La prima giornata è andata bene, le catture sono state abbondanti e variegate, anche se non di grossa taglia. Durante la notte abbiamo continuato a pescare a fondo e abbiamo preso anche un grosso grongo, finché alle 2 circa siamo crollati tutti dalla stanchezza. Ora più o meno sono le 5:30, la sveglia ha suonato richiamandoci all'ordine. Sento gli altri braconelli della Gudo Terror nella stanza accanto che si stanno svegliando, ma io sono già pronto e fremo per tornare dai miei piccoli e sportivissimi branzini. Il piccolo paese di pescatori inizia a prendere vita e tutti si preparano per la giornata che sta nascendo. Non prendo nemmeno il caffè, troppa è la voglia di pescare in questo momento perfetto. Mentre inizio a preparare il tutto, oggi vi svelerò qualche piccolo segreto sull'azione di pesca che abbiamo svolto fino ad ora. Stiamo pescando con questo tipo di innesco qui. Vedete, un lamo piccolino, un elastico per pellet. Il pellet viene innescato semplicemente inserito all'interno dell'elastico. Mettiamolo in questo modo e questa è la nostra insidia. Allora, cosa succede? Che non stiamo utilizzando pellet da pastore in questo momento, ma proprio pellet da innesco. Ne abbiamo di 2 dimensioni, quello da pastura, stessa tecnica di Cavedan in isonzo. Invece del pellet in isonzo usiamo il mais, qui usiamo il pellet. Finali ultra fini. Che ci vuole? Andiamo in sidia, ribranzi. E come per la prima parte, a tenerci compagnia con un po' di folklore locale sarà il buon Giulio Codiglia e la sua clapa lungomare con la canzone In mezzo al mare. Shhh, si comincia! In mezzo al mare, e viva il mare, c'è un'osteria, e viva il mare, c'è l'allegria del Salvori, e viva il quartier, e viva il mare, son marinai, e viva l'amore, e viva il mare, son marinai, e viva l'amore. In porto a Salvore, e viva il mare, son le barchette, e viva il mare, son le dilette del pescador, e viva l'amor, Con un branzinetto. e viva il mare, son marinai, e viva l'amore, Più grande. e viva il mare, son marinai, e viva l'amore.
e viva il mare. C'è un'allegria nei nostri cuori e viva l'amore. E viva il mare, son marinai e viva l'amore. E viva il mare, son marinai e viva l'amore. E mentre mi catturo questo ennesimo piccolo branzino strafottente, sento da lontano arrivare il resto della truppa. Sono quasi le 9 e devo dire che se la sono presa proprio comoda. Oggi è la loro ultima occasione per tentare di tirare fuori da questo spot stupendo un dendice che, occasionalmente, è presente in un punto ben preciso. Mentre io continuerò imperterrito a giocare a tiramolla con i branzi, loro dovranno riuscire a catturare una bella donzella, un pesce coloratissimo che, ahimè, dovranno sacrificare per questo tipo di pesca. Avviso quindi ai puristi del catch and release, agli animalisti di strani fronti di liberazione e agli impressionabili, che alcune immagini che seguiranno saranno un po' forti. Una sfortunata donzella si è gettata sul mio amo della bolognese. Per innescare la donzella utilizziamo 2 ami fissi, quello pescante dell'ordine dell'1/0, invece un amo più grande dietro che andremo a innescare appena sotto pelle sul fianco, mentre l'amo più piccolo andrà a innescare la donzella sulla guancia. Fra un amo e l'altro la distanza dovrebbe variare a seconda del pesce, però noi puntiamo ad innescare comunque una donzella. Leghiamo 2 ami fissi ad una distanza di circa 10 cm, non troppo ravvicinati, altrimenti la donzella tende a piegarsi e potrebbe morire. Ora vediamo il buon Marche che si cimenta nella creazione di questo sistema pescante a detta dei pescatori anziani micidiali. Insomma, la nostra donzellesca è pronta e non ci resta che aspettare per vedere se una banda di ingegnosi sfortunelli riuscirà o meno a catturare qualcosa di serio. Aspettiamo. 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 Mi sa che sarà meglio riprendere in mano la fida bolognese e vedere se riusciremo a prendere ancora qualche preda, perché qua mi sa che per il dendice dovremo tentare un'altra volta.
con il cerotto non è proprio la cosa migliore. E sapete perché ho questo cerotto? Perché c'è stata la vendetta karmica del branzino, perché io l'ho preso e poi quando ho tentato di slamarlo lui ha aperto le sue belle branchie e mi ha affettato un pezzo di pollice e qui un pezzo di polpastrello. Qui ho dovuto metterci anche il cerotto perché sanguinavo peggio che film heavy metal. Ma non ci resta altro che goderci questo bel sole. L'avventura è finita, fra poco ci aspetta il traghetto che ci riporterà a casa. Noi siamo completamente distrutti, abbiamo preso un bel po' di pesce, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, bevuto e mangiato. E come sempre, anche se dalle altre parti piove, a Cherso c'è sempre il sole. Forse oggi un po' troppo di vento, difatti questo ci ha penalizzato e abbiamo potuto pescare poco. Comunque, mentre noi continuiamo qui a goderci il sole, l'altro pezzo della Gudo Terror sta continuando la sacra missione di catturare l'ultimo pesce della giornata. Chissà, auguriamogli buona pesca.